Cari telespettatori, ben ritornati anche in questo nostro appuntamento odierno che non poteva non essere relativo alla passata tornata elettorale, quindi considerazioni di vario genere su quelli che sono i nuovi scenari che si vanno a configurare, non soltanto a livello nazionale ma soprattutto a livello territoriale. Quanto conta ancora la politica, quanto la sentono i cittadini vicino a sé? Ci sono stati commenti di diversi politologi, sociologi, esperti del settore di politica che dicono che il sistema regionale non ha più ragion d'essere, che quanto emerso da queste elezioni fa comprendere che effettivamente si tratta di intrighi di vario livello di politici, perché ci sono stati gli ineleggibili che hanno avuto delle posizioni particolari, insomma c'è un fermento, però il Veneto con i risultati conseguiti in una lista Zaia in modo particolare, quindi non di un partito, fanno stravolgere quelli che erano anche i pronostici. Il politologo Feltrin effettivamente ha dichiarato che non era assolutamente immaginabile un risultato superiore al 50% come è stato conseguito, né era immaginabile un risultato altrettanto eclatante del PD con la lista Moretti. Ma cosa è accaduto? Cosa sta accadendo? Cosa sta a significare questo tipo di risultato conseguito? E vedremo poi di analizzare anche brevemente quella che è la notizia proprio di questi giorni, la posizione di alcune regioni, tra cui anche la regione del Veneto, nei confronti dei nuovi flussi di immigrati che arrivano. Posizione di chiusura, i comuni hanno o possono assumere altri atteggiamenti, la Lombardia ha dato un diktat ben preciso. Allora, protagonisti di questa nostra serata sono qui con noi in studio Dario Conti del Movimento 5 Stelle, ben arrivato, new entry possiamo dirlo, perché non è... Michele Favero, Indipendenza Veneta, grazie anche Buonasera a lei e a tutti arrivato. voi, grazie dell'invito. Giorgio Santini, senatore del PD, capogruppo Commissione Bilancio, grazie anche a lei di essere ritornato in trasmissione. Fabio Conte della lista Tosi, ben arrivato. Alessio Zanon, Forza Italia, grazie anche a lei. Fabrizio Boron, nuovo consigliere regionale, lista Zaia, anche a lei complimenti quindi per il risultato. Allora, vediamo di incominciare come sempre con il contributo video che ci dà un po' il là. Poi qui accanto a me in studio voglio ricordare abbiamo due signore che giustamente i telespettatori dicono ci sono pochissime donne, in forze vengono, sono l'Indipendenza Veneta, ben arrivate, che daranno anche loro contributo. Prego, vediamo insieme il filmato. Un risultato che va oltre le aspettative, quello di Luca Zaia supera il 50% nella regione a più alta partecipazione, nonostante la scissione all'interno della Lega. Ha staccato la sua avversaria, la democratica Alessandra Moretti, di 27 punti e la sua lista civica è il primo partito in Veneto col 23%, seguito dalla Lega al 18%, mentre Forza Italia è crollata al 6%. Il fatto positivo è che abbiamo superato il 50%, che abbiamo più di 1 milione di voti e soprattutto la Lega ha rinunciato a parte del suo consenso e ha dato vita a questa lista civica, la lista Zaia, che poi ha drenato voti un po' a tutti i partiti, compreso ovviamente copiosamente anche al PD e quindi alla sinistra. Qui il Partito Democratico ha registrato il peggior risultato degli ultimi 20 anni, nonostante una campagna intensa della Moretti in una terra difficile dal 95 mano al centrodestra. Ho vinto tante volte e questa volta perdo, ma perdo con grande senso di responsabilità. Su di me probabilmente è pesata anche la parte nazionale, questo sicuramente sì, però qui ha vinto Zaia sicuramente, lui non Salvini. Il PD in Veneto è il terzo partito, fermo al 17%, 5 punti in più del Movimento 5 Stelle. Neppure l'ex leghista Flavio Tosi, che ha sfiorato il 12%, è riuscito a impensierire Luca Zaia. Allora, io adesso chiedo anche della regia se ci possono mettere in onda le slide relative ai candidati, così intanto anche i nostri telespettatori che magari non le hanno seguite bene o anche noi qua da studio possiamo rivederle. Senatore, chiedo a lei un primo così inquadramento della situazione e anche un po' il titolo che è una provocazione naturalmente, però la do a lei che è del nazionale, insomma essendo senatore della Repubblica, partendo dall'ultima affermazione di Alessandra Moretti, ovvero è pesata la parte nazionale. Cosa stava a significare? Ed è vero secondo lei? Ma sicuramente c'è un risultato molto negativo per quanto riguarda la nostra candidata, per quanto riguarda il PD, devo dire abbastanza in controtendenza rispetto al dato nazionale, che è stato sì di un leggero arretramento rispetto alle recenti elezioni europee, ma salvo il caso della Liguria, dove c'è stato un problema, diciamo, di autodistruzione del PD perché ci sono state due liste contrapposte, negli altri casi insomma noi abbiamo avuto risultati
non solo positivi ma anche abbastanza in linea con il passato. Quindi io credo che il Veneto faccia un po' una storia, sia un caso molto particolare, insomma, in cui si sono sommati sicuramente alcuni effetti delle politiche nazionali, penso in particolare alle vicende che riguardano le difficoltà dei comuni e delle regioni rispetto ai bilanci, ma credo dove abbia pesato soprattutto la vicenda molto sentita a livello popolare delle modalità con le quali si affrontano la vicenda e il problema dei profughi. Credo sia stato questo il dato che ha rassicurato molto l'elettorato veneto negli atteggiamenti in particolare del presidente Luca Zaia, e che evidentemente il messaggio che portava il PD attraverso una politica che è certamente di contrasto all'immigrazione clandestina e agli scafisti, ma che è di accoglienza e poi di distribuzione in tutta l'Europa, non è stata assolutamente compresa, e quindi abbiamo una situazione che adesso si tratterà con molta serietà di valutare, perché è abbastanza difficile pensare che quello che andava bene un anno fa, quando il PD prese il 38% delle elezioni europee, si disse allora erano gli 80 euro, erano false promesse, ma gli 80 euro sono stati poi confermati, quindi la situazione non è peggiorata dal punto di vista economico, c'è un dato migliore per esempio dell'occupazione per effetto delle politiche nazionali, quindi è difficile pensare che rispetto a un anno fa sia cambiato così tanto nell'elettorato, e quindi l'elemento a mio avviso scatenante è stata questa paura forte che si è ingenerata nel territorio veneto, che trova migliore risposta nella politica molto rigida della Lega, del presidente Zaia, e invece non ha trovato comprensione nelle politiche che noi abbiamo realizzato a livello nazionale, che peraltro erano le stesse che realizzava la Lega quando era al governo, ma evidentemente allora era meno percepito la difficoltà, la paura, stavolta ha fatto a mio avviso la differenza, e quindi su questo bisogna adesso lavorare, anche perché come sappiamo il problema è tutt'altro che risolto, si riproporrà, e quindi credo bisognerà assolutamente tornarci in maniera anche un po' più approfondita da parte nostra. Quindi... Ecco, ma secondo lei, perché poi tra l'altro coinvolgo in primis il senatore perché ci dovrà anche lasciare per primo per problemi di trasferimento aereo, secondo lei il fatto che ci sia stata l'anno scorso la tornata elettorale nella città di Padova, comunque non una città di secondo ordine, una delle più popolose del Veneto, che ha visto anche lì ha vinto una figura della Lega, in modo particolare come sindaco, giocando su alcuni elementi che sono stati, giocando tra virgolette, cioè non giocando, erano elementi reali di insicurezza percepita dai cittadini, di uno stato di degrado, eccetera, trascurati da chi, dal PD che ha governato per tantissimi anni la città. E anche lì è stata una valutazione erronea di calcolo. Non è che a volte il PD si estranea troppo dalla realtà del paese, dal sentire vero delle persone, perché anche la posizione di Renzi adesso assunta, entreranno altri migranti, le regioni devono accoglierle, è un forzare un sentire comune, condiviso delle persone, non assecondare quello che invece un paese dovrebbe anche fare, garantendo quindi sicurezza, certezza, non c'è l'occupazione per tutti. Cosa ne pensa? Ma il tema è molto complesso. Lo scorso anno qui a Padova è successo in parte quello che dice lei, in parte c'è stato anche qui un problema non piccolo di divisioni interne, perché come ricorderanno sicuramente gli ascoltatori, al primo turno nell'area che sosteneva, la vecchia amministrazione, c'erano 3 liste che si sono presentate in modo autonomo con 3 candidati sindaci, quindi chiaramente questo ha creato una disgregazione che poi, sommandosi anche con alcune problematiche relative alla sicurezza, ha creato il problema che è il cambiamento di amministrazione. Questo fa parte del gioco democratico, lo dobbiamo accettare, lo dobbiamo capire. Io credo che complessivamente la giunta precedente a Padova non aveva sottovalutato il tema della sicurezza. Il tema della sicurezza è un tema complicato, si vede che nonostante appunto il cambiamento di giunta e anche le forti dichiarazioni, è un problema che rimane più o meno sugli stessi standard anche adesso, è il tema di come viene percepito dalla popolazione e di come anche probabilmente i partiti, gli schieramenti, i sindaci si devono spiegare meglio. Per quanto riguarda i profughi, la questione è molto complicata, perché non è che noi abbiamo scelta come paese, cioè credo che ieri tutti abbiamo l'altro ieri visto
in TV le scene in cui le navi di 5 o 6 paesi, non solo italiane, parlando in un inglese così molto, facevano di tutto per evitare che questi barconi andassero di nuovo in fondo al mare. È un fenomeno che è diverso dall'immigrazione di qualche anno fa, questo è un fenomeno dovuto alle guerre fondamentalmente, alla situazione destabilizzata che c'è nel Nord Africa ma anche in Siria e nei paesi vicini, ed è un fenomeno che purtroppo incrocia le frontiere italiane perché sono quelle. Ecco, allora per esempio anche qui l'accordo che prevede quello che siamo obbligati a fare, cioè che quando arriva un profugo il paese che lo riceve per primo è obbligato a farsene carico, è un accordo che è stato stipulato in Europa e l'ha stipulato esattamente il governo di centrodestra, compresa la Lega, che oggi ovviamente parla contro questo accordo. È un accordo di Dublino. Zaia si era opposto a suo tempo. No, non sto, Zaia si parlava di profughi, no, l'accordo europeo, quello europeo, quello che prevede sostanzialmente, è stato firmato appunto da un governo di centrodestra, come era doveroso, io credo, visto che si doveva comunque fare un'intesa, ed è un accordo che allora si era più spaventati dall'immigrazione dall'est, che stabiliva questo principio che il primo paese che incrociava questa immigrazione, che era un flusso, era obbligato a appunto prendere le generalità, le impronte eccetera. Allora questo è il problema. Allora noi abbiamo due scelte, li lasciamo affondare? È possibile, no? È successo, credo sia umanamente, prima ancora che politicamente, una cosa non affrontabile. Affrontiamo il problema con le, diciamo, ragioni della politica, quindi nell'ordine, sistemando il problema nel Nord Africa, questione non facile. Ci stiamo lavorando, ci sta lavorando tutta l'Europa, organizzando i campi profughi in territorio africano sarebbe la soluzione ideale, ma se non ci mandi l'esercito non riesci a farlo in questo momento. Terza cosa, distribuendo, contrariamente all'intesa di Dublino, distribuendo poi i profughi in tutti i paesi europei. Ci stiamo lavorando, siamo arrivati a un primo piccolissimo risultato, 24.000 profughi saranno distribuiti, sappiamo che tutti i paesi fanno a gara per dire di no. Sì, infatti non per riceverli ma per non riceverli. Sì, però insomma, siccome è un accordo volontario ci sarà il numero per mantenerlo, bisogna insistere per allargarlo, perché tanto più se, come dicono tutti, nei prossimi mesi avremo anche un aumento di questo fenomeno, cosa che ovviamente fa preoccupare tutti, compreso il governo italiano e anche tutti i partiti, insomma sono su questo preoccupati giustamente di come risolverlo. Noi torneremo ad avere quelle due alternative, allora o lasciamo affondare i barconi, oppure adesso abbiamo ottenuto, come sapete, il fatto che il governo italiano sarà capofila di una operazione anche di polizia internazionale per impedire che partano gli scafisti, quindi fare in modo che non ci sia questa interfaccia poi criminale che è quella del commercio anche di queste vite umane, ma al di là di questo che va fatto avremo comunque un problema nei prossimi mesi da gestire. Allora io penso, lo dico anche alle regioni che si sono in questi giorni insomma anche un po' contrapposte a questa cosa, che soprattutto se vogliamo che l'Italia vinca la battaglia per farli andare negli altri paesi europei almeno in parti uguali, io credo che dobbiamo dare seriamente, con tutte le garanzie che vanno insieme costruite, un esempio che ogni regione fa la sua parte, perché sappiamo che ci sono ancora dei margini, non è un problema semplice, tutti i sindaci di tutti i colori politici sono allarmati ed è giusto che lo siano, quindi va seguito con molta attenzione, ripeto, finché non si riuscirà ad avere dalle altre parti. Questo politicamente ovviamente in periodi elettorali è ingestibile, perché è chiaro che in periodi elettorali chi riesce più, diciamo, a rassicurare anche con un sonoro no l'elettorato ha un vantaggio relativo, però francamente al di là delle polemiche elettorali che a noi non interessano, anche perché, ripeto, abbiamo i nostri problemi da risolvere, resta il fatto che un paese civile che sta in Europa deve affrontare questo tema con uno spirito di condivisione, di ricerca di soluzioni, di grande attenzione ovviamente alla sicurezza anche dei propri cittadini, naturalmente, questo lo metto per ultimo ma è naturalmente per primo, dentro questo quadro vanno cercate e trovate le soluzioni. Diversamente, ripeto, noi poi potremmo fare in modo di prendere atto che tragedie come quelle che abbiamo visto qualche mese fa si continueranno a ripetere, perché ripeto, se noi, a meno che noi non dichiariamo una guerra mondiale contro gli stati del Nord Africa, cosa che non si può fare per tutti gli evidenti motivi che tutti sappiamo,
e quindi risolviamo il problema alla radice, dobbiamo trovare una soluzione che ha bisogno di un forte consenso dell'ONU, degli altri paesi, delle altre potenze mondiali, e questo si fa fatica a costruirlo perché la situazione è davvero ingarbugliata. Chiaro. No, dopo torniamo anche su questo tema, voglio sentire anche lei cosa ne pensa di questo, Fabio. Ma relativamente agli immigrati o alle politiche? No, beh, partiamo dal discorso delle politiche, perché dopo ci avviciniamo anche agli immigrati, perché è altrettanto una questione importante. Allora. Anche là il vostro risultato, se possiamo rivedere un attimo la tabella dei candidati, anche quella delle liste, sì. Ma vi immaginavate di avere un risultato del genere? Vi immaginavate anche i risultati di un PD, un po' in generale, uno scenario? No, proprio no, comunque onore a chi ha vinto. Sta di fatto che quando si fa una competizione la prima cosa è che ci sono delle regole da rispettare. Noi ci siamo immaginati che almeno in questa occasione lo Stato italiano e i media fossero garanti delle regole fissate, cioè della par condicio. Di fatto Indipendenza Veneta è stata esclusa da tutti i palinsesti nazionali, Sky, piuttosto che Rai 1, Rai 2 e quant'altri, da tutti i quotidiani nazionali, siamo stati oscurati. Allora il risultato non è frutto del lavoro fatto da Indipendenza Veneta, perché nel territorio penso siamo presenti più di tutti, però siamo limitati come numero, ovviamente. Non abbiamo fatto la campagna low cost tanto applaudita e tanto esaltata da Zaia, perché ho sentito parlare di costi che non so se si possa parlare di low cost. La nostra campagna è fatta con le nostre risorse, che non abbiamo risorse pubbliche da spendere. E il risultato, un 2,5% con quello che abbiamo messo in campo, è esaltante. Allora noi non abbiamo perso, abbiamo stravinto. Certo è che ci aspettavamo maggiore attenzione e soprattutto il rispetto delle regole. Quando in una competizione dal rispetto delle regole si passa invece a non rispettare nemmeno la legge, non c'è più competizione, c'è il conflitto. Allora nel conflitto non vincono i più preparati, i più bravi, vincono i più furbi e quelli che riescono ad accaparrarsi così i voti con delle grida, come sento dire adesso anche per quanto riguarda gli immigrati. No? Voglio ricordare che in un'intervista del 28 marzo 2011 proprio l'allora Ministro degli Interni Maroni disse alle regioni: o vi prendete i profughi oppure agiremo d'imperio. Allora anche qui adesso c'è un ribaltamento completo della situazione. Noi non siamo un partito italiano, né lo saremo mai ovviamente. Volevamo portare l'attenzione dei veneti che fosse rieletto Zaia o che fosse la Moretti, comunque non cambierà nulla per il destino dei veneti, perché rimanendo la regione una regione italiana, comunque c'è chi comanda prima del presidente della regione, cioè c'è la Corte dei Conti, ci sono i prefetti, come vediamo, che da autorità decidono se dare o meno dei profughi o di mettere dei profughi nei comuni, anche se poi qualche comune alzerà la voce o la regione stessa non cambierà nulla. Siete favorevoli all'ingresso dei profughi? Poi profughi, bisogna vedere se no, sono profughi. Allora, il discorso è questo: uno Stato che non riesce nemmeno ad amministrare le proprie risorse, che non riesce a fare un minimo di welfare credibile per la propria gente, che non paga le pensioni minime, che non riesce neanche a rispettare la legge della consulta per quanto riguarda proprio il pagamento delle pensioni, che non ha ottemperato come si conviene, che vede i propri pensionati rovistare nei cassonetti dell'immondizia, come fa ad accollarsi anche quest'altro onere? Il fatto è che l'Italia è fallita e poi l'abbiamo visto, esce da un semestre dove poteva dettare un minimo di regole anche l'Unione Europea, perché questo è un problema mondiale, non è un problema del Veneto e ancor meno dell'Italia, è un problema mondiale. Ma quando c'è uno Stato che vale così poco, che ha un ministro degli esteri che è inconsistente, di cosa stiamo parlando? L'abbiamo visto o no? Il risultato è sotto gli occhi di tutti. I primi in assoluto, poi bisogna stare attenti a non fare anche gli ipocriti, i primi responsabili sono i francesi, che hanno voluto a tutti i costi la guerra in Libia, e la Francia se ne è lavata le mani. Se fossimo in un'Europa dei popoli, non della finanza e delle banche, un'Europa che conta veramente, dove l'Italia batte i pugni, dice adesso: caro Sarkozy, ti ricordi, anche se adesso non sei più tu il presidente, il tuo amico Hollande deve farsi carico di questa gente qua, perché voi assieme a Obama siete i primi responsabili. Voi fornite gli armamenti alla Libia e agli altri paesi africani per continuare a fare la guerra, qualcuno ci guadagna? Poi se vogliamo raccontarci le balle, no, e dirci ma vediamo come gestire eccetera,
La situazione va affrontata a monte, vanno risolti i problemi e le economie di quei paesi in quei posti, non qui in Italia, che non riusciamo neanche a gestire i campi profughi. Mi viene da ridere adesso sentendo quello che ha detto il senatore, non per quello che ha detto lui, però che il governo italiano si faccia capofila mi viene veramente da ridere, perché ho visto cosa è successo a Roma. Cioè, stiamo parlando di onlus che fanno profitti da miliardi sulla pelle dei profughi. Era sul colpire i scafisti. Ma per carità, fino a 3 mesi fa dicevate no, adesso seguite un'altra linea, comunque c'è molta confusione, programmazione zero. Europeo, sì. Adesso comunque, l'unica cosa, andiamo subito in pubblicità, sono domande al senatore Santini, siccome ci sono 42.000 immigrati che non hanno lavoro nel Veneto, secondo lei a livello nazionale, lo Stato, lei poi è nella Commissione Bilancio, siamo in grado di sostenere comunque a livello economico, con i contributi che ci dà l'Europa relativamente a questo carico economico, sono in grado di farlo anche... Perché non è una cosa di poco conto, teniamo conto oltre la percentuale dei nostri senza lavoro, dei nostri giovani e tutto. Solo questa domanda qua e dopo facciamo il giro. Naturalmente è difficile, no? Perché la crisi pesa tantissimo ed è abbastanza significativo che i 42.000 disoccupati tra gli immigrati sono grosso modo, per quanto riguarda la percentuale, simili a quella della disoccupazione italiana, perché ci sono in Veneto oggi oltre 500.000 immigrati, quindi siamo all'8-9%, che è grosso modo la percentuale di disoccupazione veneta. Sono numeri preoccupanti. Sono numeri preoccupanti, sui quali però devo dire, questo per serietà, insomma, che soprattutto i primi 4 mesi di quest'anno hanno fatto segnare un'inversione di tendenza in Veneto abbastanza significativa, per effetto anche di un grosso sforzo che è stato fatto ne abbiamo parlato anche altre volte in queste trasmissioni, dal governo con la legge di stabilità dello scorso inverno. Insomma, la decontribuzione per chi assume, il nuovo contratto, le forme di sostegno vario che ci sono all'occupazione stanno dando dei risultati qui in Veneto. Insomma, 45-50.000 posti di lavoro nuovi sono stati creati. È chiaro che la disoccupazione ci vorrà del tempo perché venga totalmente riassorbita, però intanto per esempio è più che dimezzata l'uso della cassa integrazione, che riguardava italiani e immigrati allo stesso modo, per quando si è in azienda. No, ma secondo lei siamo in grado di reggere questo sforzo? Sì, a mio ripeto, è difficile e soprattutto bisogna che i costi li paghino a livello europeo, perché torniamo sempre a quella vicenda, noi siamo dentro un accordo europeo che ci obbliga ad essere noi i primi non solo a soccorrere, adesso soccorrono tutti insieme per il soccorso, ma i primi diciamo così, ad accogliere. No, perché poi dall'altro li buttano fuori, poi per ripartire, esatto. Dopodiché questo ha dei costi, sono costi che sopportiamo noi come bilancio italiano, questa parte va assolutamente diciamo così, messa in comune con l'Europa, ma va messo in comune molto di più. Va messo in comune anche il transito rapido, va messo in comune la procedura di accoglienza, va messo in comune anche la ripartizione poi dell'ospitalità, perché queste sono le cose che dobbiamo fare. Il fenomeno purtroppo ha preso un'impennata in questi ultimi 2 anni incontrollabile per i motivi che venivano ricordati, insomma una guerra sbagliata contro la Libia che ha innescato un meccanismo di guerra civile all'interno di quel paese, che lo rende assolutamente incontrollabile, perché la cosa più normale che si potrebbe fare sarebbe, siccome i profughi arrivano alle coste, diciamo, del Nord Africa, arrivano dalla Siria, dall'Eritrea come gli ultimi adesso, cioè anche da altri contesti di guerra, si potrebbero organizzare dei campi profughi lì e da lì ripartirli poi nel mondo dove devono andare, no? So, in Finlandia piuttosto che parte in Italia, ma non si può fare, perché quelle zone non sono sotto controllo diciamo, neanche dell'ONU, sono zone di guerra dalle quali appunto scappano i profughi e nelle quali è impossibile intervenire se non facendo un'altra guerra che a sua volta innescherebbe meccanismi incontrollabili. C'è un problema che anche una percentuale bassissima è profuga, cioè meno 1/3. Ecco, questo è un altro problema, che in mezzo ai profughi si creano anche tante altre commistioni che è difficilissimo anche queste controllare. Assolutamente. Adesso do la parola anche a voi 5 Stelle, ma era necessario chiarire questo perché ci serve proprio per prendere un po' il filo del discorso. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.